Buongiorno a tutti e benvenuti a una nuova puntata di Pillole di Napoletano. Oggi più che parlare di un termine specifico ne parleremo di due legati a un solo soggetto che c'è ancora a Napoli, ovvero il tram. I due termini in questione sono trammiato e troll. Partiamo dal primo. Con il termine trammiato si intende una cosa non perfettamente dritta, un po' obliqua, anche una persona scossa, non perfettamente nel pieno possesso delle proprie capacità. Questo perché anticamente il tram non era molto stabile e quindi dopo una corsa in tram, quando si scendeva, bisognava prendere qualche secondo per riacquisire l'equilibrio tra scossoni vari e tutta la difficoltà del tragitto. Mentre invece il secondo termine troll si rifà a una parte del tram, alla parte finale che si collega alla corrente elettrica che dà l'impulso al mezzo per percorrere la strada cittadina. Il cosiddetto trolley, quella struttura romboidale. Noi ovviamente in napoletano l'abbiamo modificato perché trolley era troppo difficile e abbiamo abbreviato la cosa con il termine troll, che non ha nessuna coincidenza con il mostro mitologico della mitologia celtica. C'è un detto molto carino legato al termine troll che è t'attaccato troll, nel senso, anche attaccati al troll, nel senso accontentati di questa situazione perché non puoi fare nient'altro. Questo perché vicino a dove si trovava il trolley, nei vecchi tram, c'era una pedanina su cui si potevano poggiare le ultime due persone che non erano riuscite a prendere posto nel tram in quanto era completamente pieno. Mi lascio immaginare la scomodità del viaggio all'esterno con solo una pedana e attaccata a un filo di ferro. Quindi, da questo deriva una situazione assolutamente ineluttabile in cui bisogna solo fare buon viso a cattivo gioco. Detto questo io vi saluto, vi ringrazio per l'attenzione, vi rimando a una prossima puntata di Pillole di Napoletano e come si dice sempre a Napoli, ciao Brim!